Il Comune di Vicenza, come ente capofila di tutto il distretto est, adesso ha chiuso quelli che erano i finanziamenti per gli assegni prenatali, ma è partita da alcuni giorni le nuove domande per i bonus, per i contributi alle famiglie in difficoltà, le cosiddette famiglie fragili. Un aiuto concreto alle famiglie fragili, ai nuclei parentali cioè in difficoltà economica, viene dalla Regione Veneto. Il Comune di Vicenza, capofila nell'ambito territoriale del distretto est dell'Usberica, si occupa della procedura per raccogliere le domande degli aventi diritto. Fino al 24 marzo sarà possibile presentare le richieste ai servizi sociali esclusivamente online. Il Comune è disponibile anche ad essere d'aiuto nella compilazione delle domande per i nuclei residenti a Vicenza. È previsto un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun figlio minore rimasto orfano o appartenente a famiglie monoparentali. Previsti sussidi anche ai figli di famiglie numerose in difficoltà economica che praticano attività motorie all'interno di società sportive riconosciute. Ha un contributo importante della Regione del Veneto che verrà assegnato a tutte quelle famiglie in difficoltà con un ISEE fino a 20.000 euro, quelle famiglie monoparentali, famiglie con minori orfani, famiglie che presentano delle separazioni o dei divorzi, quindi famiglie che sono in difficoltà anche a seguito del Covid, ma che purtroppo hanno una situazione difficile. Un contributo che ovviamente verrà erogato come previsto dalle normative regionali.